Sono le 19:38 e 28 secondi del 3 ottobre. Eccole le immagini shock registrate dalle telecamere che immortalano il momento dell'incidente lungo Rampa Rizzardi a Mestre. Si vede l'autobus bianco condotto da Alberto Rizzotto procedere. Poi oltrepassa un pullman che sta correndo nella corsia alla sua sinistra. Scompare per un attimo, per poi riapparire e precipitare da un'altezza di circa 10 metri. Poi le fiamme. Tutto in pochissimo tempo. Immagini che lasciano senza parole. 21 deceduti, tra cui 2 minorenni non ancora identificati, ma riteniamo che siano davvero minorenni, e tra questi 7 sono stati identificati, 5 ucraini, un italiano che è l'autista, un tedesco, e quindi 7 al momento identificati. Mentre per quanto riguarda i feriti sono 15, 4 ucraini, un tedesco, un francese, un croato, 2 spagnoli, 2 austriaci. Su 15, 11 sono stati identificati e 4 da identificare. Un bilancio drammatico quello riferito dal prefetto all'indomani della tragedia, in cui però si è salvato un neonato. Una scena definita apocalittica dallo stesso prefetto, così come dal sindaco Brugnaro, mentre le indagini proseguono e mano a mano si delineano dei punti fermi. Ci sono dei punti che sono sufficientemente fermi. Il primo punto fermo è che non ci sarebbe stato nessun contatto tra il pullman che è caduto ed altri mezzi, questo è il primo punto. Il secondo punto fermo è che risultano delle tracce di contatto tra il mezzo e il guardrail circa 50 metri prima della fuoriuscita, con un appoggio sostanzialmente e poi con una fuoriuscita. Questi sono i punti centrali. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio plurimo stradale. L'autobus è stato sequestrato in attesa di consulenze che possano certificarne le condizioni, così come quelle delle batterie al litio. Il bus è stato trasportato in una zona sicura, ampia, dove mano a mano viene continuamente raffreddato per evitare la ripresa delle fiamme. Gli inquirenti hanno sequestrato anche l'intera area dal punto di contatto a quello di caduta, ovvero il guardrail e il parapetto esterno.